Il calcio sardo assegna il primo trofeo della stagione. Muravera contro Nuorese, sono in campo davanti ai 500 del comunale di Monastir. In palio c'è la Coppa Italia di eccellenza regionale. Il fischio del signor Gatta, inizia la finale. È arrivato il fischio dell'arbitro, Cocco mette al centro, anzi cercava addirittura una soluzione in porta. Mereu riesce a evitare guai. Ancora un controllo da parte di Meloni, quindi Niedu che può avanzare, palla al piede, attenzione a Niedu sulla tre quarti, cerca la conclusione in porta. Satta è libero da marcature, se ne accorge soltanto in questo momento Kiwobo, arriva il pallone calciato da Niedu, Meloni che sfiora il gol del vantaggio. Ora lo scambio, poi ancora Russu, cerca il dialogo, poi il colpo di testa e il gol. La Nuorese in vantaggio con Palma. Dopo 47 secondi della ripresa, il gol che sblocca la partita. Cadau e poi capitano del Muravera, Niedu si gira molto bene, Niedu la botta col mancino, Semerzidis male, poi scicca clamorosamente a pochi metri dalla porta Kuyabi. Va Niedu, il pallone morbido proprio verso Vignati. E poi la sfera che termina a lato. Pallone che spiove. Niedu e poi Semerzidis riesce a bloccare con il fallo laterale. È pronto il giocatore della Nuorese. Poi Tico che trova la traversa. Incredibile al 39esimo. Il pallone messo in mezzo da Niedu e poi il miracolo di Semerzidis sulla battuta al volo di Nurchi. Si gira Nurchi, arriva Satta, il destro di Satta, il pallone fuori. Rosano può far scorrere il cronometro, ancora Rosano, qui scalciato male da Satta, rosso diretto e meritato in questo caso. Finisce qui la Coppa Italia di eccellenza regionale, si tinge di verde-azzurro, la vince la Nuorese grazie al gol in apertura di ripresa di Mattia Palma.